Buonasera a voi, ben trovati, ritrovate. Grazie al dottor Mocchi per le parole introduttive e anche perché ha ricordato che questo mio è un ritorno qui a Spilimbergo, perché quando eravamo neanche più tanto piccoli, alcuni anni fa, abbiamo fatto alcune serate proprio in questa sala. E in queste serate, molte volte, ho parlato di un concetto fondamentale nella pratica educativa che rispondeva a questa domanda: qual è l'esperienza fondamentale che noi possiamo vivere? Per vivere bene, per crescere bene, per sentirci bene. E la risposta, ricordate, era questa: che noi viviamo bene, cresciamo bene, ci sentiamo bene, quando riceviamo risposta a un bisogno che sentiamo ed esprimiamo. Questo è il segreto del benessere, del vivere bene, del crescere bene. Quindi quando qualcuno mi chiede, mi dice è difficile educare i figli, dentro di me una vocetta dice: no, educare i figli è assolutamente facile, basta rispondere ai bisogni che un figlio sente ed esprime. Questo vale non solo per i figli, ma vale anche per ciascuno di noi in ogni momento, in ogni età della nostra vita. Quindi questo è l'elemento fondamentale per la costruzione del nostro benessere personale, del nostro benessere relazionale, del nostro benessere anche sociale. Dicendo questo, immediatamente sale alle labbra una domanda. Allora bisogna sempre dire di sì? Bisogna sempre rispondere ai bisogni, a tutti i bisogni che un figlio, che una persona sente ed esprime? Che ne è allora delle regole? Ci sono 3 bisogni che ricevono risposta con dei no, invece che con dei sì. Sono il bisogno di protezione, il bisogno di struttura e il bisogno di limite, contenimento. Bisogno di protezione: non toccare la pentola sul fuoco che ti scotti. Bisogno di struttura spaziale: c'è un cassetto che è mio, dove né la mamma né tu mettete le mani. C'è un cassetto della mamma, dove né io né tu mettiamo le mani. C'è un cassetto tuo, che la mamma e il papà rispettano. Una struttura temporale: c'è un giorno, c'è una notte, c'è una mattina, c'è un pomeriggio, c'è una sera. E poi soprattutto una struttura interiore, per cui abbiamo chiare quali sono le cose molto importanti, quelle che sono semplicemente importanti, quelle che fondamentalmente non sono importanti. Abbiamo chiare anche quali sono le priorità, oppure le urgenze. Senso del limite e del contenimento: un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà che gli dicano: tesoro, non puoi mangiare impunemente 5 kiwi come puoi mangiare impunemente 5 arance. Perché un kiwi ha 80 volte il contenuto di vitamina C di un'arancia. Dunque mangiare 5 kiwi dal punto di vista della vitamina C è come mangiare 400 arance. Molto probabilmente la faccia ti si riempie di puntini rossi. Un bambino ha bisogno di una mamma, di un papà, di un insegnante, di un educatore
che gli diano dei no che proteggono, che gli diano dei no che danno struttura, che gli diano dei no che gli diano il senso del limite, il senso della realtà. Allora qui ci sono alcune domande importanti che possiamo chiederci. Molte volte faccio delle esemplificazioni usando l'esperienza di un bambino, perché lì è allo stato nascente il problema del no, della regola, del divieto, della punizione. Però voi intuite facilmente che questo tema attraversa tutto l'arco della nostra vita, l'adolescenza, l'età adulta, l'età anziana. Allora, vi dicevo, nascono dentro di noi alcune domande molto importanti quando tocchiamo questo tema. La prima riflessione è questa. Quando voi dite a un bambino non toccare perché ti scotti, ti tagli, ti pungi, prendi la scossa, scottarsi, pungersi, tagliarsi, prendere la scossa, per lui sono parole che non hanno senso, nel senso che non hanno significato, non capisce che cosa vogliano dire. Poi un bambino un giorno si presenta davanti alla mamma o al papà o al nonno, piangendo, e la mamma o il nonno gli dicono: hai visto, ti sei scottato, ti sei punto, ti sei tagliato, hai preso la scossa. E la mente del bambino associa allora il no della mamma, del nonno, del papà a una protezione, e disobbedire al no alle lacrime, al dolore. Questo vuol dire scottarsi, questo vuol dire pungersi, questo vuol dire tagliarsi, questo vuol dire prendere la scossa. Allora la seconda riflessione e la seconda domanda diventa: quali pericoli? Perché se voi pensate alla vostra esperienza, lungo l'arco della vita, molte volte ricorderete che vi sono stati dati dei no per dei pericoli che non erano pericoli. Erano semplicemente delle fantasie, delle ansie, delle fisime di una mamma, di un papà, di un nonno, di una nonna. Per esempio, ascoltate quello che tante volte sentite dire al parco per strada: non correre che cadi. Un bambino sano corre e cade. Tutti noi abbiamo da qualche parte del nostro corpo le cicatrici di qualche ruzzolone che abbiamo fatto, ma siamo ancora qui. Non correre che sudi e ti prendi la polmonite. Non è vero. Finché si corre e si suda non si prende nessuna polmonite. La polmonite si prende quando ci si ferma. Guardate adesso in inverno i giocatori che vengono richiamati in panchina, la prima cosa che fanno è mettersi addosso un piumino, altrimenti si beccano una pleurite. E potremmo moltiplicare gli esempi. Cosa succede quando un no viene detto a proteggere un pericolo che non è un pericolo? Quello che succede è che un bambino tocca una cosa e non si scotta, tocca un'altra cosa e non si punge, non prende la scossa, non si taglia. Allora il bambino non sa più quali no lo proteggono davvero da un pericolo reale e quali no sono invece dei capricci della mamma, della maestra, dell'educatore, dell'allenatore della squadra di calcio, della maestra di ginnastica artistica. Allora credo che socialmente bisogna fare un lavoro di dialogo, parlarsi, per stabilire quali no
proteggono da pericoli reali, pericolosi, e quali no invece sono perfettamente inutili, perché non proteggono da nessun pericolo. Ancora, in casa, a scuola e negli altri ambienti educativi è importante decidere quali sono anche i pericoli che genitori, insegnanti, educatori sono disposti a far correre a un bambino. Perché un bambino ha bisogno di disobbedire ai no, per comprendere l'importanza dei no. I migliori nidi, bambini 0-3, sono quelli italiani di Reggio Emilia. Secondi in classifica sono i nidi del nord Europa. In Danimarca c'è un nido che ha al fondo del giardino un cespuglio di ortiche. E l'educatrice, che segue 8 bambini, dice: io dico ai bambini di non toccare le ortiche perché si pungono e piangono. E un bambino fa il suo mestiere di bambino, va immediatamente al cespuglio delle ortiche, le tocca e torna piangendo. Diceva questa educatrice, su 8 di solito 3 vanno, toccano il cespuglio, gli altri 5 si fanno furbi e non vanno a toccare le ortiche. Però è importante socialmente permettere che un bambino tocchi con mano le conseguenze di un no, di una disobbedienza. Questo è un grosso problema, perché non so qui a San Daniele, ma per esempio dalle parti dove io vivo, c'è tutto un sistema di protezione, di sicurezza, che impedisce a un bambino di giocare, di divertirsi e anche di sperimentare che cosa succede quando viola un no. Un bambino non può giocare a pallone nel cortile della scuola, non può arrampicarsi sugli alberi, non può tirare dei sassi. Quindi un bambino non conosce mai le conseguenze di alcune scelte che fa. Prima giustamente il dottor Mocchi parlava che tante volte bambini, giovani, adulti sembrano non pensare alle conseguenze. Molte volte questo dipende dal fatto che non gli hanno lasciato toccare con mano le conseguenze. Cosa succede quando? A partire dal semplice arrampicarsi su un albero. Qual è la proporzione tra la difficoltà di un albero ad arrampicarci su e le mie forze, la mia agilità? Si impara tornando a casa qualche volta con le gambe un po' graffiate dalla corteccia dell'albero. Ancora, la protezione che deve essere data deve essere una protezione che salva da conseguenze gravi, ma che accetta delle conseguenze che non sono gravi, mortali, eccetera. Io ho un ricordo molto bello di quando ero piccolo. Nell'estate del 57, a settembre, all'epoca si andava a scuola a ottobre, e quell'anno si andò a scuola fino a ottobre perché c'era l'influenza asiatica. Comunque in settembre andai per la prima volta sul Lago Maggiore, che è la patria di origine di mio nonno e di mio padre. E passai lì 15 giorni stupendi, fondamentalmente da mattino a sera nel porticciolo di Caldè cercando di pescare un pesce.
In quei 15 giorni non ho preso un pesce. A fianco mio c'erano altri ragazzi che tiravano su trote, pesci persici e quant'altro. Io zero. Però mi sono divertito lo stesso. Anni dopo mio nonno mi raccontò, mi rivelò, di aver dato un delicatissimo colpo di lima alla punta del lago, dell'amo, per renderlo meno pericoloso di quanto è senza quel colpo di lima. Piccolissimo, perché come bambino non mi accorsi che la punta era stata un po' limata. Ma ho pensato sempre che mio nonno fosse stato un grande. Mi aveva protetto senza eliminare totalmente il rischio e il pericolo. Tirando la lenza potevo ben cavar l'occhio a qualcuno. Ma non mi aveva detto no. Aveva dato quel minimo di protezione che poteva essere opportuna. Allora, queste protezioni qui è importante che genitori, insegnanti, educatori le concordino assieme, perché altrimenti certi educatori, gli insegnanti, per esempio, non corrono il rischio di mettersi nei pasticci, di diventare oggetto di denunce se succede qualche incidente. Però questo è importante perché un no diventi educativo per un figlio che riceve questi no di protezione. Ci sono dei no che restano no per tutta la vita, perché per tutta la vita salvano la vita, e ci sono dei no che diventano sì man mano che un figlio o un allievo, un ragazzo o una ragazza crescono e diventano sempre più capaci di controllo, di responsabilità, di attenzione e così via. Altre volte invece questi no non cambiano mai e quindi un adolescente, ma anche un uomo, una donna, si sentono trattati da bambini. I no che danno struttura. Anche qui è importante che genitori, insegnanti, educatori e a livello di persone adulte, tra persone adulte ci si parli per vedere quali sono le strutture spaziali, temporali, interiori importanti. Struttura spaziale, vi ho fatto l'esempio. Ci sono alcune stanze, alcuni mobili, in casa, in classe, in altri luoghi, che non vengono toccati, che non vengono aperti perché c'è un limite, appartengono ad altri, sono proprietà di altri, sono sotto la responsabilità di altri. La struttura del tempo. C'è un giorno, c'è una notte, di giorno si fanno certe cose, di notte si dorme. Il giorno è diviso in 3 parti, al mattino si fanno certe cose, si fanno certi giochi, si fanno certi lavori, il pomeriggio se ne fanno altri, la sera altri ancora. Se avete un figlio che non si addormenta la sera, la prima domanda che vi farò è quella: mi descriva il vostro dopo cena, perché in qualche caso il dopo cena è troppo eccitante. Se è eccitante, il corpo di un bambino secerne adrenalina e l'adrenalina fa tenere gli occhi svegli. Quindi dopo cena deve essere una lunga sciata verso il letto. Verso le 8:15, 9, un bambino, vostro figlio, deve dire: in questa casa dopo cena si muore di noia, vado a dormire. Ci vediamo domani mattina. Ma questo vale anche per la vita adulta. Qual è il momento per noi migliore della giornata? E possiamo chiedergli:
chiederci se lo dedichiamo alla cosa che per noi è più importante, che ha bisogno di essere fatta nel momento migliore della giornata. E poi soprattutto una struttura interiore che ci dice che cosa è importante e che cosa è meno importante, che cosa è urgente e che cosa è meno urgente. Anche qui nelle piccole e nelle grandi cose. Molte volte ho a che fare con delle persone che non sanno che cos'è importante e che cos'è meno importante nella loro vita. Dedicano la stessa energia, lo stesso denaro per cose che sono abissalmente differenti. A scuola tante volte gli insegnanti chiedono lo stesso impegno per studiare delle materie che sono in realtà abissalmente differenti. Quando insegnavo alle superiori storia e filosofia, la prima cosa che dicevo il primo giorno di scuola ai miei allievi, dico: qui al liceo classico non sono storia e filosofia, due materie che sono micidiali, studiate latino e greco. Filosofia ci possiamo divertire. Se non sapete la data in cui è nato Napoleone, non muore nessuno. Quindi genitori, insegnanti, è importante che diano dei chiari segnali su cosa è importante, su cosa è urgente. Terzo, l'educazione del limite, il contenimento. Qui il grande riferimento è la realtà. È importante chiedere a noi stessi, a un figlio, a un compagno, una compagna di vita, agli amici, alle persone con cui lavoriamo, di avere e stare dentro quei limiti, ed è importante che questi limiti siano reali, perché la realtà è la regina delle educatrici. In questi mesi siamo stati molto tartassati dal virus e questa è una delle prime serate che qui e altrove si riprende a fare. Qualcuna ne ho fatte in questi mesi e il tema sempre chiesto era i riverberi psicologici di questa esperienza di Covid che abbiamo fatto. Il primo elemento che ho sottolineato è sempre il fatto che se ascoltiamo la nostra mente si sente confusa, perché sentiamo parlare tante persone che dicono delle cose abissalmente diverse e raramente queste persone fanno riferimento ai dati di realtà. E quindi ci sentiamo confusi, ci sentiamo smarriti. Noi che siamo adulti, immaginate la testa di un bambino o di un adolescente che sente campane così differenti. Chi si è vaccinato può contagiare o no? Me lo sapete dire se avete letto i giornali, sentito la televisione? Sì, può contagiare. Si sentono tante voci diverse. Allora, il limite e il contenimento è importante che affondi le sue ragioni, quando è possibile, per quanto è possibile, sulla realtà. Perché dinanzi alla realtà ci possiamo inchinare tutti, o dobbiamo inchinarci tutti per cercare di vivere assieme. Anche qui, se voi ascoltate tante volte,
i discorsi di un genitore, di un educatore con un bambino, sentite che i limiti di realtà molte volte non ci sono, non sono indicati. E quindi i limiti che vengono posti molte volte assomigliano a dei capricci. Ecco qual è il senso di un no, di un divieto, di una regola. È quello di dare protezione, di dare struttura, di dare limite, contenimento. Limite e contenimento che per quanto è possibile facciano riferimento alla realtà. Molte volte oggi questo riferimento alla realtà, a pericoli reali, a strutture reali, a limiti reali, non c'è più. Per cui le persone a volte si sentono confuse, non sanno bene quali sono questi limiti, quando un no è legittimo, quando una regola è da obbedire oppure no. Se questi sono i limiti, i no, le regole, i divieti, è importante tenere presente anche che questi no, queste regole, questi divieti hanno bisogno di essere inculcati in una maniera che sia adeguata allo sviluppo mentale, psichico di un bambino, di un adolescente, di un uomo, di una donna. La prima esperienza importante per imparare a osservare i no, le regole, i divieti è l'esperienza della punizione. Un bambino impara a obbedire a una regola, a un divieto, perché c'è una punizione se disobbedisce a questa regola, a questo divieto. Il secondo passo è quello invece del premio. Obbedisco a una regola, perché se obbedisco alla regola sono premiato. Il terzo passo è quello dell'approvazione sociale. Obbedisco a una regola perché così sono approvato dalle persone con cui vivo. Mi stimano, mi apprezzano, mi rispettano, mi vogliono bene. La fase successiva è quella della legge. Obbedisco a una regola perché c'è la legge che me lo impone. Il terzo livello è quello del contratto. Comprendo che una regola, che una legge, è il frutto di un accordo per poter vivere bene, per poter salvare la nostra vita. Noi per strada corriamo a destra, in Inghilterra corrono a sinistra. È legittimo. Basta che ci mettiamo d'accordo. Che soprattutto in una notte di nebbia siamo sicuri che noi guardiamo con l'occhio il ciglio destro, mentre chi viene incontro a noi col suo occhio guarda il ciglio che sta alla nostra sinistra. Però si potrebbe correre tranquillamente a sinistra noi e gli inglesi potrebbero correre tranquillamente a destra. Il livello successivo, il sesto, è il livello dei principi di coscienza. Sento che a guidare la mia vita sono i miei principi, le mie convinzioni profonde. Questo è il livello più alto che noi possiamo raggiungere. Questo livello tante volte può essere confuso con il livello 0, che è quello del mi piace, non mi piace. Molte volte non è facile distinguere tra
il livello 0 e il livello 6. Però c'è un'esperienza che li distingue chiarissimamente. Quando si tratta di pagare un prezzo, chi vive al livello 0 non è disponibile a pagarlo per quelli che dichiara essere i suoi valori. Chi vive al livello 6, quello dei principi della sua coscienza, sì. A mo' di esempio, riprendete in mano il discorso che Gandhi fa ai giudici inglesi che lo stanno processando per aver portato milioni di persone in riva all'Oceano Indiano a distillare il sale. Voi dovete condannarmi al massimo della pena, perché voi dovete essere coerenti con le leggi che voi avete fatto. E io coscientemente, deliberatamente ho disobbedito alle vostre leggi. Dunque esigo che mi condanniate al massimo della pena. E il giorno dopo gli inglesi concedono l'indipendenza all'India. In questi anni abbiamo visto tante persone che si sono pentite dopo pochi giorni, che erano stati presi. Alcune caratteristiche. Noi tendiamo naturalmente a passare da un livello all'altro. C'è quasi un desiderio dentro di noi, come un albero, di crescere, di maturare verso un tipo di vita sempre più fine, raffinato interiormente. Secondo, non possiamo fare i gradini 2 a 2. Si passa dal primo al secondo, dal secondo al terzo, dal terzo al quarto e così via. Possiamo però capire 2 gradini più in su di quello in cui noi ci troviamo. Se siete al primo potete capire il terzo, chi opera fa qualche cosa per ricevere l'approvazione sociale, chi al terzo può capire il quinto, chi agisce per un contratto che sente di aver fatto con le altre persone. E cosa importante, quando una persona resta per un tempo piuttosto significativo, lungo, in un livello, si siede e perde questo desiderio di salire più in alto. Succede un po' come succede in montagna, avete presente? Andate su per il monte, poi a un certo punto vi fermate verso mezzogiorno, aprite lo zaino, vi mangiate un panino col salame, bevete un bicchiere di vino e siete pronti per restare lì e poi rotolare a valle. Allora, se voi fate caso, l'educazione che tanti genitori, che soprattutto la scuola dà, è un'educazione che premia a un certo punto il sedersi e il non procedere più nella propria evoluzione rispetto alle leggi, alle regole, eccetera. Pensate alla scuola, si è puniti con un brutto voto, oppure si è premiati con un bel voto. Se un insegnante dice questo libro è stupendo, leggetelo, qual è la domanda che avete fatto quando eravate tra i banchi di scuola? Ma lo interroga? Perché se non lo interroga non lo leggo, non lo studio. Faccio, non faccio, mi impegno, non mi impegno, se c'è un premio oppure c'è un castigo. Questo lo trovate anche nella vita sociale. L'altro giorno a un amico è stata diagnosticata una brutta malattia, l'intervento è possibile a marzo,
però se viene sabato nella mia clinica privata la opero. Nella clinica privata paghi. Vedete che siamo a livello 2. Se c'è un premio in denaro, il posto c'è. Se la struttura invece deve funzionare per ragioni etiche, di convinzione, di dedizione al bene comune, l'intervento sarà a marzo. Questo ha a che fare con il limite, con l'osservanza della regola, della legge, con l'accettare quei limiti che una legge, una regola stabiliscono per il bene comune. Perché altrimenti, se una persona viene educata semplicemente a livello 1 o 2, noi restiamo prigionieri della punizione o del premio e non siamo capaci di fare qualcosa perché c'è un bene comune da costruire o ancora di più, dei principi di coscienza da osservare. Ultimo problema, quando si parla di limite, è il problema dell'empatia. Oggi tante volte si dice che viviamo in una società narcisista, che tante persone sono dei narcisisti. Anche qui cosa vuol dire narcisista? Narcisista vuol dire, in fondo, una persona che è stata focalizzata esclusivamente su se stessa e non è stata progressivamente invitata a prendersi, a fare attenzione agli altri, a prendersi cura degli altri. E anche qui è un problema di limite. Quando è che un bambino impara a fare attenzione agli altri, a prendersi cura anche degli altri? Ma per esempio quando una mamma dice al bambino che la chiama: un attimo tesoro, finisco di fare pipì e poi torno da te. Quei minuti che una mamma dedica al fare pipì, al mangiare lei, al nutrirsi lei, a riposare lei, sono oro colato perché invitano un bambino a dire: non ci sono solo io in questa casa, c'è anche la mamma, c'è anche un fratello, c'è anche il nonno. E chiaramente queste richieste sono minime quando un bambino è piccolo, perché un bambino ha bisogno di essere il centro delle attenzioni e delle cure, però poi un po' alla volta viene invitato a fare spazio anche agli altri. Su poi a scuola, nella vita sociale, nella vita civile. Ecco, molte volte la difficoltà di accettare il limite che viene posto dagli altri è anche perché non si è capaci di empatia, cioè di comprendere in profondità l'altro, di desiderare di comprendere in profondità l'altro, di essere a contatto con lui, con i suoi pensieri, con i suoi valori, con le sue convinzioni, con i suoi sentimenti. Quindi se il tema di questi incontri è il cyberbullismo, e chi tante volte agisce, opera in questo campo da bullo, è proprio una persona che non si chiede, ma non se lo chiede perché fondamentalmente non l'hanno neanche mai invitata a chiedersi: che effetto può fare quello che io sto facendo nell'altra persona? Se io fossi nei panni dell'altra persona, come mi sentirei? Ecco, io credo che qui ci sia tanto da fare nel campo dell'educazione, perché qualche volta un bambino ha ricevuto degli inviti troppo grandi di lui a prendersi cura dei genitori,
o di altre persone. Però qualche altra volta è stato anche trattato come un principino. Uno studioso francese, che spero un giorno di riuscire a invitare qui in Italia, Daniel Marcely, ha scritto un libro molto bello che è stato tradotto anche in italiano, che si intitola Il bambino sovrano. Il titolo dice tutto: è un bambino sovrano, è un adolescente sovrano, è un uomo e una donna che sono sovrani, non nel senso che sono signori della loro vita, ma nel senso che non vedono l'esperienza degli altri. Ecco, io credo che il limite che dà protezione, che dà struttura, che dice che dobbiamo fare i conti alcune volte con la realtà e con la presenza anche di altri accanto a noi, sia una chiave importante per comprendere le tematiche che verranno sviluppate nei prossimi incontri.